Dateci giubbotti, scarpe e portafogli. La frase pronunciata impugnando una bomboletta spray al peperoncino. Lo hanno fatto di nuovo. Sì, perché gli investigatori sono convinti che si tratti della stessa banda che ha colpito nel giardino comunale di via Mascagni lo scorso 25 aprile. 3 minorenni triestini sono stati aggrediti e rapinati da 3 coetanei provenienti da un paese dell'est Europa. L'episodio è avvenuto ieri mattina attorno alle 10:30. Secondo quanto appreso, 2 delle vittime sarebbero state addocchiate dai rapinatori a bordo dell'autobus della linea 6 diretto in piazzale Gioberti. Durante il tragitto all'altezza del centro commerciale Il Giulia, i 3 stranieri hanno iniziato a insultare senza apparente motivo i 2 ragazzi. I 2 adolescenti, forse intuendo cosa stava per succedere, sono scesi dal bus proprio davanti all'esercizio commerciale, ma sono smontati dal mezzo anche i rapinatori che ormai avevano scelto le loro vittime. Infatti la banda ha cominciato a pedinare i 2 malcapitati. Allora i giovani triestini si sono rifugiati in un bar vicino all'imbocco di Viale Sanzio per bere un caffè. Chissà che non stiano seguendo proprio noi, ha sperato uno dei ragazzi, ma poco dopo sono entrati nel locale i 3 stranieri. Anche loro hanno ordinato un caffè. A quel punto i 2 giovani hanno pagato la consumazione e sono usciti dall'esercizio commerciale, proseguendo per Viale Sanzio. In quel momento i malintenzionati hanno agito, hanno raggiunto i giovani triestini e li hanno rapinati. Uno dei ragazzi stranieri, esattamente come nell'episodio citato di via Mascagni, ha estratto lo spray e il peperoncino e l'ha puntato al viso delle vittime, intimando loro di consegnare giubbotti e portafogli. I membri della banda straniera hanno tastato le vittime su tutto il corpo, come per perquisirli. Uno dei giovani aveva con sé alcune banconote e ha consegnato i soldi e il giubbotto al rapinatore. L'altro ragazzo era senza giacca e denaro, per cui non gli è stato sottratto nulla. Poi i 3 stranieri sono fuggiti, ma solo per mettere a segno un altro colpo. Pochi minuti dopo i 3 giovani dell'est hanno aggredito un altro ragazzo, questa volta in via Pindemonte. Stesso sistema, minaccia con lo spray al peperoncino. Questa volta il giovane malcapitato, un altro minorenne, oltre al giubbotto e ai soldi ha dovuto consegnare anche le scarpe e gli AirPods, le cuffiette senza fili. Dopo questi 2 episodi qualcuno che ha assistito a una delle 2 scene ha allertato la polizia. La squadra mobile sta indagando sia su questi 2 episodi ravvicinati che su quello di via Mascagni. Gli investigatori ritengono che ci siano abbastanza elementi per sospettare che le rapine siano attribuibili agli stessi autori. Come nel caso precedente, vittima sempre un ragazzo minore, le indagini si focalizzeranno sull'interrogazione di testimoni e la visione delle immagini delle telecamere della zona. Importante sarà soprattutto la visione delle immagini delle telecamere dell'autobus che possono aver ripreso parte della scena. Uno dei rapinatori sarebbe già stato individuato. Prima le urla in un clima da Far West, poi le mani addosso, spintoni, schiaffi e il gruppetto che si getta in massa contro un'altra persona, il tutto annaffiato da una buona dose di alcol. Sono scene viste e riviste e il posto è sempre lo stesso, piazza Perugino. Ecco cosa succedeva ieri in tarda serata. Una quindicina di ragazzi, i protagonisti dei disordini. A quanto pare 2 di questi stavano litigando, poi la lite si è trasformata in una rissa. Sia la polizia che i carabinieri sono intervenuti in almeno 2 occasioni, prima in tarda serata, poi in piena notte, ma quando le volanti arrivano tutti fuggono o si calmano in tempo per evitare maggiori conseguenze. I residenti di piazza Perugino pensano solo a una cosa: se questo succede ogni sera, cosa si aspetta a risolvere la situazione? In realtà gli occhi delle forze dell'ordine sono da tempo puntati su piazza Perugino, come anche su altre zone di Trieste. Lo scorso agosto, tra l'altro, il questore fece chiudere il bar di via Conti, luogo da cui si originavano molte risse sfociate poi in piazza, ma a nulla ciò sembra essere servito. Tra i vari episodi, sempre nell'agosto scorso, gli agenti di polizia erano dovuti intervenire ammanettando anche 2 protagonisti di una rissa che era andata in scena in quella notte d'estate. La zona è preda di bande di stranieri nordafricani, ma anche dell'est Europa e alcuni colombiani. Una situazione insostenibile per i residenti che la sera non si azzardano a mettere piede fuori di casa e la notte non dormono. La mattina dopo questi episodi, piazza Perugino è immersa nel degrado. Bottiglie, cartacee e sigarette abbandonate a terra a segnare il passaggio di queste persone.
Sono tornate a suonare ieri pomeriggio le campane di Sant'Ulderico di Dolina, la piccola frazione del comune di San Dorligo della Valle. Erano stati in silenzio per più di 2 anni, dal gennaio 2022, perché giudicate troppo rumorose dalla procura e poste sotto sequestro. In una celebrazione religiosa documentata nel TG domenicale della nostra emittente, l'attesa fumata bianca, pardon, scampanellio. Il provvedimento, del tutto inedito, è sorto perché una parte dei residenti aveva protestato perché veniva svegliato troppo presto al mattino. Un caso che, proprio in questo senso, ha visto in prima linea per trovare un compromesso il rappresentante legale della parrocchia di Dolina, Don Ettore Malnati. Noi vogliamo semplicemente, attraverso il buonsenso, renderci conto che la vita è cambiata. Quindi una volta ci si alzava alle 5 per andare in campagna, oggi la gente dorme un po' di più per andare poi negli stabilimenti e quindi abbiamo trovato un compromesso grazie anche al nuovo statuto del Vescovo e anche alle istanze del Tribunale. Quindi le campane suoneranno dalle 8 del mattino alle 21. Non oltre, perché in alcuni paesi c'era l'abitudine di suonare alle 10, come ancora a Udine questo. Dal punto di vista prettamente tecnico, la vicenda si è risolta grazie al nuovo regolamento predisposto per tutte le chiese della diocesi dal vescovo Enrico Trevisi. Anche qui, con alcuni aspetti da sottolineare, come spiega l'avvocato Alberto Polacco, che si è occupato del caso. Facciamo una distinzione. Quello che è il suono delle campane, finalizzato esclusivamente per fini cosiddetti liturgici, che è giurisdizione del giudice ecclesiastico, non di quello ordinario, mentre per esempio il suono delle campane, che è destinato al battito delle ore, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il signor Vescovo, Monsignor Trevisi, Sua Eccellenza, ha emesso un decreto che regola il suono esclusivamente per le finalità liturgiche, sulle quali ci siamo attestati nella nuova richiesta di dissequestro del compendio campanario, che ha avuto esito positivo dalla Procura e dal GIP. Quindi di nuovo le campane sono ritornate a suonare. Sono qui, mi viene a chiamare una persona e fa: "E lei Giordano?" Però, sì, guarda che sua madre a terra sanguinante ha preso un pugno in faccia. Ma va bene, come in faccia. Il sangue a testimoniare la brutalità dell'aggressione avvenuta questa mattina in via Flavia alle 6 ai danni di una persona anziana di 85 anni. Un passante si è avvicinato a lei e le ha sferrato un pugno. Il figlio della donna basito da quanto successo, la madre ricoverata in ospedale con naso e zigomo rotti. La brutale aggressione nella periferia di Trieste apparentemente non ha un motivo, nessun tentativo di rapina, solo violenza. Erano da poco passate le 6 di mattina, l'85enne passeggiava con il cane, poi si è trovata con il figlio Giordano in un bar del posto per bere un caffè. Si sono salutati e l'anziana ha proseguito la passeggiata superando l'incrocio tra via Benussi e via Flavia. In quel momento un uomo con il cappuccio della felpa tirato sulla testa, appena incrociato la donna, le ha sferrato un pugno in pieno viso. Pochi minuti dopo il figlio ha appreso quanto successo, mentre la madre veniva soccorsa da dei passanti. Sono corso qui, era a terra, tutta sanguinante, per fortuna c'erano 2 persone veramente umane, ne ha dato una mano, abbiamo chiamato la Croce Rossa, lei purtroppo non ha visto nulla. Perché era uno che faceva jogging col cappuccio in testa e gli è andato vicino, pensava che gli chiedeva qualcosa, non lo so, e invece gli ha sfiorato un pugno e l'ha buttata a terra. Dunque la corsa in ospedale per le cure. La Polizia di Stato sta indagando sull'episodio ed è alla ricerca del responsabile della violenza. Gli investigatori hanno già proceduto in mattinata a interrogare i possibili testimoni. Tra la piazzetta di via Flavia e via Benussi, tutti stamattina parlavano dell'episodio. Stavo venendo a lavorare in macchina e ho visto solo una persona che cercava di alzarsi, ma c'erano già 2 persone che la stavano aiutando, per cui e poi ho visto correre gente e sono venuti a chiamare insomma qualcuno e so che la signora è stata picchiata. Il figlio dell'anziana è in costante contatto con l'ospedale per verificare le condizioni della madre. Ma per il momento c'è male, è tutta gonfia, è come un pallone da calcio, probabilmente ha lo zigomo rotto, però sta aspettando per fare i raggi, quindi la cosa non so ancora sicuramente qual è il danno, però una donna di 85 anni così insomma.
La Triestina ha chiuso il proprio campionato con una sconfitta esterna, perdendo il Leuganeo di Padova contro i biancoscudati. Il risultato finale di 3-2 descrive di per sé una partita che per almeno 5 volte ha fatto alzare dai seggiolini i tifosi presenti allo stadio, non sempre della stessa squadra, simbolo di una partita giocata a buon ritmo. Ma nonostante sia alla Triestina che al Padova il risultato finale non avrebbe influito sulla posizione in classifica, i rossolabardati hanno perso l'occasione per diventare la miglior quarta dei 3 gironi della Serie C, formazione che ha il vantaggio di accedere direttamente alla seconda fase. La partita di ieri sul fronte alabardato ha fornito alcune buone indicazioni, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento dimostrato, al netto però di alcune disattenzioni, specie dai calci piazzati, pagati a caro prezzo. Anche il Padova, va detto, ha subito un gol da svarione difensivo. La formazione scelta da Bordini è stata dettata da alcune assenze per infortunio e per la presenza di alcuni diffidati. Minesso e Vertainen in attacco hanno ben figurato, con il centravanti finlandese a segno per la terza gara consecutiva. Lescano, Redan, D'Urso e Lazrac e Correia si sono accomodati in panchina, con i primi 2 entrati a partita in corso, apportando, è il caso di Redan, un prezioso contributo. Ora testa ai play-off con i giuliani che da quarti in classifica saltano la prima sfida per giocare contro la vincente fra Gian Erminio e Pro Vercelli. È noto come il cammino dei play-off sia molto complicato per partite ravvicinate e gare a eliminazione diretta nella prima fase ed andata e ritorno a partire dal turno nazionale. Ecco perché arrivare all'appuntamento degli spareggi con l'organico e buona forma sia fisica che mentale rappresenti una necessità per ogni club. Mister Bordin dal punto di vista tattico sembra aver trovato il giusto equilibrio con la difesa 3, ieri inedita con Ciofani, Rizzo e Anzolin, ma presto nuovamente arricchita dal rientro di Struna. Qualche perplessità invece per Malomo, acciaccato. Fra centrocampo, corsie laterali e attacco infine, il mister potrà contare su tutti gli elementi a sua disposizione. 64 punti con 19 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Chiaramente brilla il dato dei gol fatti, perché la Triestina è il secondo attacco del campionato con 61 gol, ne ha segnati 72 il Mantova, poi c'è la Triestina. Il tema è appunto la difesa con i 44 subiti, siamo la 10ª difesa del nostro girone e questo è un po', diciamo così, il tallone d'Achille. È stata una stagione altalenante, nel senso magari la prima parte più positiva rispetto alla seconda, perché magari alla seconda c'è stato un momento quando si è cambiato il mister con mister Bordin, di 4-5 partite negative, poi ci siamo ripresi, siamo stati bravi e poi c'è stato un pareggio, una sconfitta, una vittoria, diciamo che è stato un sale e scendi continuo, nell'ultimo periodo ci siamo rialzati, la sconfitta col Padova e il pareggio col Novara ci hanno un po', diciamo, colpiti pesantemente, però adesso ci sono i playoff, un altro campionato e sicuramente andremo a 1000. Speriamo di arrivare fino in fondo. Tra gli elementi positivi di quest'ultimo periodo c'è sicuramente Vertainen. È un attaccante, tu mi insegni, che segna 1, 2, 3 partite di seguito, no? È molto importante perché è in fiducia. Certo, assolutamente in fiducia, è un grandissimo giocatore, infatti ogni allenamento è sempre un litigio tra me e lui perché ti tocca marcarlo. Sì, esatto. E speriamo che continui con questa fiducia di arrivare lontani. L'accoppiamento probabile no, è con Gian Erminio piuttosto che Pro Vercelli, squadre che conosciamo bene, abbiamo visto nel corso del campionato. Non ti chiederò cosa scegli, ma ti chiederò di darci un po' un'idea, secondo te, le differenze tra queste due squadre. Sono due squadre ostiche che sicuramente, ma come qualsiasi squadra, farà, compresi noi, la guerra per i playoff, quindi preferenze personalmente non ne ho. Preferirei non incontrare Pro Vercelli solo perché la scorsa stagione ci ho giocato e quindi mi dispiacerebbe vincere contro da ex preferiresti la Giana, diciamo così. Sì, sì.